Le formazioni: Granata alla destra del vostro schermo in campo con Bea tra i pali, Soppelsa, Salvadori, Giazzon e Polesana nella linea difensiva, Dariz, Faran, Armenise a centrocampo, Marinelli e Gondo di punta con Balloma di supporto. Risponde l'Union, maglia nero-verde alla sinistra degli schermi con Decali tra i pali, De Bon, Andrighetti, Nicoletto e De Checchi in difesa, Tomasi, Solagna, Mastellotto a centrocampo, Torment, Tonus e Tavernaro in zona offensiva. Fischio d'inizio, dirige l'arbitro il signor Nube di Mestre, assistito da Fietta di Bassano del Grappa e Pozzobon di Castelfranco Veneto. Julio Balloma dalla bandierina, Andrighetti di disturbo fuori dall'area, in area sono saliti Soppelsa, Giazzon, Salvadori, Marinelli, c'è anche Faran sul secondo palo. Buono il cross per Giazzon, Mastellotto lo anticipa e ancora calcio d'angolo, bravo Mastellotto in copertura perché c'era Giazzon che si era liberato bene dalla marcatura. Movimento di Armenise, movimento di Faran, palla verso Faran, anticipato da De Bon, quindi Mastellotto cerca il taglio di Tavernaro, esce bene. Tonus alla battuta, sesto minuto di gioco, palla sulla barriera, De Checchi prova a farla filtrare, Polesana mette fuori, ma è ancora la Feltrese con Mastellotto, palla dentro a cercare Nicoletto, troppo lunga e può intervenire Alessandro Bea. Armenise alla meglio Armenise con Dariz, Balloma, c'è Salvadori largo, servito da questi a Giazzon, Tormen in pressione, il lancio lungo a cercare Marinelli, Marinelli e De Checchi, scivola De Carli, Marinelli e Nicoletto, scusate era Nicoletto non De Checchi, e riparte Solagna chiuso da Faran, palla buona per Tonus, comunque Tonus vede lo scatto di Tavernaro, l'inserimento, esce Bea al limite, bravo Bea perché Tavernaro aveva preso. Come sempre seguono in piedi la partita i due allenatori accanto alla panchina, Marco Marchetti tecnico dei Granata e Massimiliano Parteri tecnico della Feltrese. Gran palla di Solagna per Tavernaro lascia sul posto Soppelsa, Tavernaro il cross che è termine, rimessa laterale dall'altra parte, non c'è stata deviazione. Solagna prova a far prolungare per Tormen, interviene Giazzon che poi sbaglia il rilancio, c'è De Bon, Tomasi a campo, cerca dall'altra parte a Tavernaro, sale Andrighetti in sovrapposizione, vediamo cosa fa Tavernaro, va verso il centro, poi allarga per Andrighetti, Soppelsa in copertura, palla di Soppelsa, è rimasto a terra Andrighetti ma è andata male. Sempre la meglio per i difensori di casa. Gondo cerca Soppelsa, brutto errore di Soppelsa che serve Tormen, esce Bea interviene sulla palla, poi c'è un rimpallo, non c'è fallo, non mi è sembrato che ci fosse fallo, Tormen ha toccato la palla, se l'è allungata, Bea ha colpito la palla che è rimbalzata sul corpo di Tormen e poi è terminata in fallo da fondo. Polesana lo sovrasta e quindi Faran contro Mastellotto, Faran per Gondo contro Andrighetti, Gondo all'indietro per Armenise che prova a far partire Marinelli, Nicoletto tocca, fallo di Nicoletto secondo l'arbitro e giallo per Nicoletto. Marinelli, Gondo in area, Dariz a infastidire la barriera, Balloma sulla barriera ma recupera un Balloma, poi si porta la palla direttamente in fallo laterale con la copertura di Tomasi, è un'occasione sprecata da parte della Feltrese. Salvadori per Dariz, per Armenise, scusate, quindi Faran, Armenise cerca Marinelli tenta, il Balloma si era inserito ma era in fuorigioco, si era inserito anche Armenise, era in fuorigioco, c'è già Marinelli in area, Faran al limite, Salvadori al limite, Dariz e Armenise sono gli arretrati, la battuta di Gondo lunga a cercare Giazzon anticipato da Mastellotto, quindi Tonus prolunga su Salvadori, Tavernaro, Tomasi, c'è liberissimo Solagna, siamo 2 contro 2, Solagna 3 contro 3 perché arriva Tavernaro libero sulla sinistra, Tavernaro se Solagna lo vede sono guai, tenta invece il tiro Solagna e va bene così alla Feltrese perché Tavernaro era liberissimo sulla destra. Diventa Mastellotto, c'è Tonus libero, inserimento preciso
Bravo Be, bravissimo Be, perché il lancio di Tonus era perfetto per Tormen, che era andato via bene nel tempo a Polesana, e Be è uscito di testa al limite dell'area. Gondo anticipa De Checchi, poi Armese, Tomasi, Faran, Dariz, Gondo non è ancora riuscito a far esplodere la propria velocità. Gondo, c'è Faran lì, lo scambio fra i due, Gondo va via Andrighetti, Gondo la mette dentro, Marinelli non ci arriva, non c'è arrivato Marinelli di un niente. Gondo è andato via a Andrighetti, dal fondo ha messo dentro una palla tesa, Gondo recupera su Mastellotto, Gondo, Marinelli, evita De Checchi, Marinelli, Nicoletto in scivolata, bravissimo. Si mette Dariz fuori dall'area come Gondo, in area Marinelli, Polesana soppesa e Faran, il cross di Balloma, Polesana di testa, la spizza, non riesce a inquadrare la porta, bello l'inserimento, non è riuscito a inquadrare la porta. Lezza laterale sotto la tribuna per la Feltrese con Dariz per Balloma contro Andrighetti, Julio Balloma, va via Andrighetti, il cross troppo lungo, non arriva Gondo sul secondo palo, si arrabbia De Carli. Lezza laterale per la Feltrese, Bressan, Argenta va via bene Andrighetti con un colpo di tacco, poi Argenta per Gondo, Marinelli si ferma, se la finisce fuori gioco, Faran, De Boni in copertura, Faran se l'è allungata un po' troppo, stava andando da solo, rivedi De Carli, non benissimo, c'è Solagna comunque, Solagna cerca Tormen, Polesana bravissimo di testa, il retropassaggio, Tormen va giù, lo ha toccato, vediamo se lo ha toccato bene, decisione dell'arbitro, credo che sia simulazione e giallo per Tormen, così è, non ha visto il tocco, da qui non vi so dire se ci sia stato, ma era di nuovo un retropassaggio azzardato, questa volta da parte di Armenise. Punizione di Tonus per Nicoletto, c'è Gidoni liberissimo sulla sinistra, non lo vedono, palla per De Bon, da questi a Tomasi cerca Tormen di tacco per Ponic, di nuovo c'è Gidoni libero, Gidoni la piazza e beh, miracolo di Be al 34esimo. Credo che batterà De Checchi, siamo al 39esimo di gioco, credo che batterà De Checchi, ha già fatto male ai Granata un anno fa, parte De Checchi, punizione sulla barriera, poi esce Marinelli bene e impedisce la ribattuta di De Checchi, c'è un altro fallo di Marinelli, Gidoni largo sulla destra, parte Tonus, è un tiro, beh, blocca senza alcun problema, prova a far partire il contropiede, contrastato in ogni modo dai attaccanti offensivi. Bressan si allunga il pallone, favorisce Andrighetti che la spazza senza tanti complimenti direttamente tra le braccia di Alessandro Be. Tormen in agguato, c'era anche Ponic, non sta comunque bene Polesana, sta stringendo i denti, eroico, ma si vede che è in sofferenza. Andrighetti, tunnel su Bressan, era andato già via Bressan, poi la mette dentro male, Dariz, rimane lì la palla, Ponic, Andrighetti, Gidoni, il cross, sul secondo palo c'è Solagna, la mette dentro Solagna, si è alzata la bandierina, c'è fuori gioco di Solagna, a me sembrava Solagna più dietro rispetto alla palla, non l'ho capita questa. De Bon di testa, la mette fuori, Alessandro Be è ancora bravissimo, veramente, in uscita, perché qui Jazzon stava rischiando il pasticcio. Finisce qui, al 49esimo, finisce 0-0 fra Feltrese e Union, un pareggio tutto sommato giusto. Feltrese che sale a 13